Dopo 20 anni un cambio di guardia per il MOS. Barbara Tetti, nuova presidente, le tue impressioni. Dopo 20 anni Massimo Mele si è dimesso dal MOS e io come da statuto divento presidente e dovrei traghettare il MOS fino all'assemblea che eleggerà il nuovo presidente. Sarà un impegno difficile perché Massimo è stato in questi anni l'anima del MOS e spero di riuscire a portare avanti tutto quello che lui ha fatto fino ad oggi eh, nei dovuti modi. Quali strategie e progetti per il MOS? I progetti sono sempre quelli che abbiamo portato avanti fino ad oggi, dobbiamo naturalmente in questo momento aumentare il nostro impegno per tutti i progetti che riguardano il counseling, il progetto nelle scuole di informazione contro l'omofobia, il bullismo fra i giovani, le varie iniziative riservate a tutti, gay e non gay, che riguardano le tematiche del mondo omosessuale, che va dal cinema alla presentazione di libri, e poi naturalmente tutto quello che riguarda i diritti civili e di cittadinanza, che riguarda i gay, lesbiche e trans, ma anche tutti gli altri esseri che in piccole comunità vengono discriminati. Un'ultima domanda per Barbara, facendoti naturalmente gli auguri per questo tuo nuovo incarico. Un messaggio alla realtà GLBT sassarese. Vorrei fare un invito a partecipare a tutte le attività del MOS, ma non solo, anche alle attività del MOS nel contesto cittadino, eh, perché ho notato che spesso molti scompaiono, invece deve scomparire la vergogna e quindi dobbiamo essere presenti tutti e far vedere quello che siamo. Mm?